sia le regioni come momento di espressione delle autonomie locali, no diciamo a quei carrozzoni che impediscono al Paese di essere competitivo. Sintetizza così Nicolò Rocco, presidente veneto di Azione, il senso del pensiero di Carlo Calenda sulle regioni che tante polemiche ha scatenato nelle ultime ore. Vanno abolite, ha detto Calenda, figure come Zaia tengono in ostaggio politica e partiti. Fulmini e saette dalla Lega, ma per Rocco il tema c'è. Quella di Carlo Calenda è stata ovviamente una provocazione, lui ha detto che le regioni vanno depotenziate, ma ovviamente si riferisce per esempio alle 7 regioni del sud che hanno un dissesto per quanto riguarda la sanità. La posizione di Calenda ovviamente non è quella dell'abolizione, che è una posizione storica dell'MSI, i riformisti invece sono sempre stati per un modello federale alla tedesca. Ma per i leghisti Alberto Villanova e Roberto Marcato la conseguenza logica del Calenda pensiero sarebbe che per coerenza Azione uscisse da ogni trattativa in tutti i tavoli delle regioni che andranno al voto. E io ricordo Marcato dire che Forza Italia non faceva parte della coalizione in regione, ricordo Marcato dire che non deve esserci una lista del presidente e ricordo Marcato dire che il candidato presidente del centrodestra doveva essere scelto in Veneto. Sappiamo che questa cosa non succederà perché verrà scelto a Roma e allora chiedo all'amico Marcato, che molto stimo, se visto che tutte queste condizioni non si presenteranno, se lui invece correrà o per coerenza rimarrà a casa. Di boutade di Calenda parlano da destra a sinistra. Le regioni oggi sono funzionali e danno risposte e hanno soprattutto forza legislativa per quanto è di loro competenza. Non capiamo questa uscita fuori luogo, secondo noi, di Calenda. Penso che sia stata più una sparata agostana che una vera e propria proposta politica. Mi ricorda tipo Salvini o la Meloni quando dicevano che avrebbero abolito le accise sulla benzina. Sono cose che poteva dire la Meloni quando aveva il 4%, adesso che ha più del 20% si guarderebbe bene da dire aboliamo le accise sulla benzina. Pelloni però non butta tutto il ragionamento, anche perché in Veneto Azione è in predicato di trovare un accordo proprio con il candidato di centrosinistra Giovanni Manildo. Voglio cogliere l'aspetto positivo, secondo me, della provocazione di Calenda. Io sono sinceramente per ridurre la burocrazia e oggi spesso la regione è un elemento di burocrazia. Ma una riflessione, conclude, meriterebbero anche legislazioni differenti nelle varie regioni e gli eccessivi poteri dei governatori, temi, dice, su cui aprire una discussione.